Signore e signori, con noi Paolo Genovese. Buonasera a tutti. Grazie. Bene. Grazie. Non mi imbarazzate. Immagino vi sia piaciuto con questo applauso. Sono molto contento di aver fatto questo tour a tappe. Penso anche molto contenta sarà la mia professoressa di geografia. Finalmente ho capito il Veneto, il Friuli. Finalmente ho capito come è diviso e dove state. Ma insomma, sono... Ma dove sta tu? Non è che dici Pordenone, ce l'avevo così chiaro, se devo essere sincero. Invece adesso so benissimo dov'è Pordenone, perché insomma la mia esperienza è stata, devo dire, però ho iniziato perché il mio primo corto, ahimè, più di 20 anni fa, a Trieste, a un festival di corti che c'era, si chiamava Mare Metraggio, e insomma quindi sono molto legato perché è stato il mio primo festival, il mio primo premio vinto in questo primo festival, insomma c'è questo legame degli inizi. Io direi di solito, appunto, commentavamo prima, spesso gli incontri si fanno all'inizio e non puoi spoilerare, non sai proprio che dire ogni volta, quindi ti inventi cose. Invece, avendo visto il film, se avete domande, vogliamo aprire un dibattito, curiosità, confronti, cose che non vi sono piaciute pure. Insomma, se avete delle domande io sono felice di chiacchierare con voi, se no vi racconto un po' di cose io sul film. Anche perché abbiamo presentato a Paolo il pubblico di Cinema Zero come un pubblico molto partecipe, ricco di spunti, quindi non fatemi fare brutta figura. Vabbè. Guarda, c'è già una domanda proprio, no, cominciamo io a rompere il ghiaccio. Vai. Aspetta che ti diamo il microfono così sentono tutti, sai, Vai. grazie. Grazie, buonasera, intanto complimenti. Io la stimo molto come regista e poi la reputo una persona molto sincera e pulita quando racconta la quotidianità, la verità. Quello che volevo sapere, non avendo letto molto prima, perché non volevo farmi condizionare, è se è lei che ha scelto la sceneggiatura o è la sceneggiatura che è venuta da lei per farsi narrare? Grazie. Allora, è curiosa questa domanda. La sceneggiatura che viene da te, perché è vero, è un concetto vero. Molto spesso sono le storie che vengono da te in qualche modo, però la difficoltà è che spesso arrivano ma in una forma molto diversa da quella che puoi andare a raccontare, quindi è difficile a volte capirle, intuirle. E questa storia in realtà è venuta da me per caso. E così rispondo alla domanda che tanto qualcuno mi avrebbe fatto: qual è il rapporto con Inside Out? Così ce lo leviamo subito. E questa storia in realtà è venuta da me perché l'idea è venuta primi del 2000, 99-2000, insomma, poi se siete curiosi li trovate su YouTube, quando la Rai mi chiamò per fare degli spot per il canone, dandomi questo input. Il concetto di quella campagna era: in ogni abbonato ce ne sono tanti, cerchiamo di accontentarli tutti. Cioè la Rai fa programmi che soddisfano qualunque necessità dell'utente, e quindi venne quest'idea di questi soggetti dove c'erano queste persone che erano pluriabitate nella loro mente e ognuno voleva fare qualcosa di diverso. Quindi, faccio un esempio, uno spot, c'era un bar, tra l'altro una cosa che mi succede a me tutte le mattine, immagino anche a molti di voi, con questo personaggio davanti al bancone della pasticceria, in silenzio. In realtà nella sua testa sentivamo: prendiamo il cornetto con la crema, no, sei ingrassato, vabbè, domani andiamo in palestra, prima la palestra e poi il cornetto, ma a me mi va adesso. Poi si usciva e lui diceva un caffè, mestamente. E da allora l'idea di raccontare, no? Attraverso un posto inaccessibile mi è cominciato a venire in testa. Però poi, sai, non basta un'idea, serve una narrazione di quell'idea che non sempre viene, infatti per anni non è venuto. Poi, partendo dall'idea di raccontare la coppia e le persone da un punto di vista curioso, inaccessibile, di mettere a nudo, è diventato un'altra cosa, è diventato Perfetti Sconosciuti, dove le persone vengono raccontate attraverso
un posto segreto, che è il cellulare, e forse grazie a Perfetti Sconosciuti, al successo che ho avuto, ho pensato, vedi, è un posto segreto, la mente è un posto altrettanto segreto, forse ancora di più, neanche c'è il PIN, quindi proviamo a raccontare la coppia attraverso la mente, no? E molti mi dicono, questo è un film insomma che obiettivamente può piacere o no, però esci con la voglia di innamorarti, cioè è una celebrazione dell'amore, e molti mi dicono, l'hai fatto per il senso di colpa di Perfetti Sconosciuti, dove uscivi che c'hai voglia di lasciarti e di non avere mai più rapporti per il resto della tua vita. Probabilmente c'è stato questo senso di compensazione, quindi è venuta da me, però attraverso un percorso abbastanza arzigogolato, insomma. Prego. Diamogli il microfono. Buonasera, complimenti perché è un film che è la seconda volta che vengo a vederlo. Mi ha fatto piacere perché si sottolineano ancora di più i personaggi. Volevo sapere questo. I personaggi e la loro situazione, è stato lei a scegliere l'attore che lo interpretava o sono gli attori che si sono proposti per le varie situazioni? I suggeritori per i suggerimenti, diciamo così. No, allora, generalmente è così, nel senso che è abbastanza improbabile che un attore si proponga, è anche sbagliato. Di solito io, ma insomma qualunque mio collega, è il regista che sceglie gli attori. Poi ci sono vari modi di scegliere gli attori, ognuno ha il suo. Il mio, ad esempio, è di non pensare mai agli attori mentre scrivo, perché il rischio quando tu scrivi un personaggio, se già pensi a un attore, di farglielo assomigliare, di schiacciarlo, di non avere questa originalità, no? Invece io di solito scrivo dei personaggi libero, a prescindere da chi li interpreterà, questo non mi interessa. E poi una volta finita la sceneggiatura comincio a pensare quale potrebbe essere l'attore più giusto, ma diciamo io tendo a non usare gli attori per le cose che hanno, per le caratteristiche che hanno già mostrato in pubblico, anzi farli uscire da loro comfort zone, perché è più stimolante per me e più stimolante per loro. Faccio un esempio: il primo film che ho fatto con Marco Giallini, che si chiama Tutta colpa di Freud, non so se l'avete visto. Bene. E quando incontrai Marco Giallini gli raccontai di questo personaggio, padre di 3 figlie, amorevole, parlava un italiano perfetto, estremamente carino e sensibile, educato. Lui veniva da ACAB, da Il Terribile, da Romanzo Criminale, da tutti i ruoli sporchi. Quindi mi guardò e mi disse: "Oh, ma hai capito chi so io?" E insomma, quindi discutemmo, dico sì, figurati se non so chi sei tu, ma insomma secondo me potresti fare molto bene invece un ruolo antitetico a quello nel quale ti abbiamo visto fino adesso, e così è stato, ed è stato anche poi nei film successivi. Generalmente nei miei film che ho fatto per esempio con Giallini, Famiglia Perfetta, Perfetti Sconosciuti, questo film stesso, non gli ho mai fatto fare quei ruoli per cui magari in passato è stato molto conosciuto, che erano appunto ruoli sporchi in qualche modo, dialettali, con molte parolacce e via dicendo. 1 e 2, che non so, prima la signora prima. Per cavalleria. Io ricollegandomi volevo chiederle com'è stato invece girarlo e montarlo, i tempi, come sono state, cioè c'è stata una difficoltà, immagino. Sì, sono breve perché è molto tecnica come cosa, non vorrei annoiare, però in maniera molto breve, tecnicamente è stato il film più difficile che ho fatto, perché è stato girato in momenti separati, cioè prima sono stati girati la coppia, Pilar Fogliati e Edoardo Leo, però immaginate che loro dovevano recitare, ma in teoria recitare anche con le loro voci pensiero, che non erano ovviamente là, quindi dovevano imparare a memoria anche le battute, immaginarle. C'erano 2 attori, 2 giovani esordienti sul set che gliele davano, giusto per avere un tempo, però comunque reciti con qualcosa che non esiste. E stesso discorso, poi abbiamo girato tutti gli uomini in questa specie di spazio limbo, poi tutte le donne, e anche loro reagivano a un'interazione di coppia che in quel momento non vedevano. Molto complesso per gli attori, molto complesso per me immaginare i toni di voce da fare o da dare,
Insomma, è stato complesso. Però alla fine, insomma, siamo riusciti a metterlo insieme. Però è stato sicuramente tecnicamente, da quel punto di vista, il mio film più difficile. C'era il signore che ha alzato la mano. Intanto grazie per il film, sono 2 ore molto piacevoli. Gradirei un suo commento sul fatto di... mi è venuto in mente il suo film che racconta il lavoro degli sceneggiatori, con Ozpetek che racconta invece il lavoro del costumista. C'è questa necessità di raccontare il cinema nel suo farsi, perché è molto curioso vedere lo sceneggiatore che lavora e gli attori che recitano le battute. Se ho capito bene, nel senso, però qui il cinema che racconta se però stesso. Qui non si vedono gli sceneggiatori, diciamo. Cioè, nel film In Diamanti si vedono proprio gli attori che fanno una riunione di sceneggiatura e quindi vedi una sorta di dietro le quinte. Su questo film non si vedono, cioè non c'è il cinema che racconta il cinema. Cioè, non vorrei contraddirlo, però forse non ho capito io la domanda. Sì, no, allora ho capito male io. Io ho inteso... Lei aveva identificato con i quattro gli sceneggiatori. Diciamo che sarebbero le personalità di quei 2 personaggi, cioè i 4 uomini da una parte, le 4 donne non sono gli sceneggiatori e le sceneggiatrici, sono le 4 personalità. Però questa riflessione è interessante perché pur, diciamo, nel racconto rappresentando le personalità, è vero che tutti i conflitti, i dialoghi, i contrasti della testa di lui e i contrasti della testa di lei hanno rispecchiato molto il lavoro e i contrasti che abbiamo avuto in sceneggiatura. Per quello è curioso il lavoro che c'è stato. Cioè, generalmente il lavoro di sceneggiatura in qualunque film dietro ha tantissimi contrasti. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi bianco, chi rosso, eccetera. Però poi devi scegliere e te nel film vedi il risultato di quel lavoro di sceneggiatura. Faccio l'esempio più semplice: quando 2 si baciano, come nel nostro, chi deve baciare, lui o lei? In riunione di sceneggiatura puoi stare pure un giorno a dire: per me è giusto che lo faccia lei perché lo ha invitato, per me è giusto che lo faccia lui perché è banale se lo fa lui, è banale se lo fa lei, e via dicendo. Alla fine devi prendere una scelta e tu, pubblico spettatore, vedi solo il risultato finale: lui che bacia lei che bacia lui. Invece in realtà qui tutte queste lucubrazioni le abbiamo potute rimettere in bocca a quegli attori che rappresentavano in qualche modo lo scontro tra personalità, ma anche lo scontro tra gli sceneggiatori, che ognuno la vedeva diversamente. E quindi le nostre personalità sono un po' gli sceneggiatori, diciamo, della nostra vita, ci guidano nelle possibili scelte. Se c'è qualche altra domanda, qualche curiosità? Se no chiedo io a Paolo una cosa, perché appunto tu ci hai raccontato anche di un percorso lungo e ovviamente molto, molto complesso, ci dicevi poc'anzi anche com'è stato costruirlo e scriverlo. Quando avete anche individuato, per esempio, l'idea che mi sembra centrale, proprio di focalizzarsi su un momento preciso, quello del primo appuntamento, perché magari si sarebbero potute appunto prendere strade diverse, invece anche altri momenti topici, invece credo che questo sia particolarmente anche efficace e centrale, perché è un tema, penso, che per ognuno di noi, declinato ovviamente in 1000 modi diversi, ma ha dei tratti comuni che avete. Ma sì, abbiamo scelto il primo appuntamento perché dopo aver scartato 1000 altri momenti, questo film ha avuto tante fasi fino ad arrivare al primo appuntamento, perché dovendo raccontare la mente, io penso che il primo appuntamento tra un uomo e una donna, puoi avere 14 anni, ne puoi avere 80, non cambia, è il momento dove il cervello va più in tilt, fa confusione, hai debolezze, hai paure, non sai che fare, vuoi comunque dare la versione migliore di te, e quindi era molto ricco e fertile di materiale. E penso il motivo per cui il film sta andando molto molto bene in Italia è perché il pubblico si può immedesimare, perché può rivedere, ma si può immedesimare soprattutto sulle sue fragilità,
che di solito tendiamo a nascondere. Noi tendiamo a dare un'immagine, appunto la migliore immagine di sé, a volte sicura, decisa, però dentro siamo un caos, siamo indecisi invece, a volte no, siamo fragili, siamo insicuri. E io trovo che sia molto bella, sia tenera quella parte, e vederla rappresentata, penso, per il pubblico in un film ti fa creare un sorriso, una tenerezza verso i due protagonisti, ma anche verso te stesso, dicendo vedi, in fondo siamo tutti un po' così. Quindi penso quel meccanismo di identificazione è stato vincente e il motivo per cui l'abbiamo scelto è stato anche questo. Poi il fatto di fare un appuntamento a casa dove lei invita lui a cena, in questo tour che abbiamo fatto in giro per l'Italia facendo questi dibattiti, alcuni ce l'hanno criticato, nel senso dicendo beh, è un po' fantascienza, cioè una donna non inviterebbe mai un uomo la prima sera a cena. Allora io vi faccio una domanda: donne, ragazze eccetera, vi è mai capitato di invitare per la prima uscita un uomo a cena la prima sera? Tanto lo so che qualcuno non fa, dite tutti di no. A casa. Uomini che sono stati invitati. Se no è facile. Nessuno. Cioè 0 su 200. Sì, se no, E com'è andata? Benissimo. Che gli hai cucinato? Non te lo ricordi, va bene. Allora è andata bene. Le luci erano a posto perché è anche un tema è complesso. E uomini invitati a cena per il primo appuntamento a casa? Vabbè, una media bassa però, la media in Giro d'Italia, la più alta di tutti è Napoli, tantissime ragazze hanno alzato la mano, no, però una motivazione bella, dice, perché altrimenti ci invita lui a casa della madre, e allora hanno voluto prevenire il rischio, capito? Il rischio, dice, non per retropensieri di nessun genere, proprio per proteggersi dalle mamme del sud, che sappiamo. Senti, Paolo, bene. ancora una domanda sul cast, che è ovviamente eccezionale, anzi due cose volevo chiederti. Spesso quando si vedono appunto dei film corali come questo, in qualche modo sembra quasi inevitabile che ci sia, tra virgolette, un sacrificio, cioè c'è qualche personaggio che emerge di più rispetto a qualcuno che emerge di meno in film con così tanti personaggi. Qui tu invece sei riuscito a creare veramente un equilibrio perfetto, credo che si possa dire che ci sono 10 protagonisti. Sì. No, devo dire, questa è una cosa... Come hai lavorato insomma, su questo, anche avendo insomma degli attori e delle attrici di primissimo livello? Questa è una cosa di cui sono molto contento, nel senso, a volte si rischia di avere dei film corali dove magari ti fai prendere la mano per avere degli attori che ti piacciono, anche se ci sono alcuni ruoli, quelli nel cinema tecnicamente si chiamano le tinche, il ruolo tinca, che tutti gli attori temono terribilmente, perché sono quei ruoli, quei personaggi che ci sono, ma in realtà non portano avanti la storia, non servono particolarmente alla storia, cioè che se li togli la storia alla fine la racconti lo stesso. E invece in realtà in questo c'è stato proprio un equilibrio di racconto, ognuno è fondamentale, ognuno porta avanti la storia, di nessuno si potrebbe fare a meno, quindi è andata bene, ecco. Infatti gli attori erano molto, molto contenti di questo equilibrio. Mi è capitato nei miei film qualche attore di nome, ma non faccio nomi per carineria, che visto il film si è risentito perché il suo ruolo era appunto una tinca, come si dice, però può capitare, insomma. Senti Paolo, credo che questo incontro potrebbe durare ancora molto, ma la mia personalità più, diciamo, timida e seria mi dice che dobbiamo lasciarti andare, perché veramente Paolo è reduce da un tour lunghissimo. Ormai è più di un mese, insomma, che sei in giro con dei film, quindi grazie davvero anche per la tua disponibilità per essere qui con noi, è veramente una cosa importante che ci fa onore. Farei un applauso anche a Giulia che ci ha accompagnato, insomma, in questa lunghissima cosa. Bene. E visto che è la prima volta che viene a Cinema Zero, speriamo che sia all'inizio, ti diamo anche per accompagnare il viaggio tuo, il viaggio del film, la nostra vita borsa, è un film, è una bella frase. Bene. La vita è un film, e la nostra tessera onoraria al Cinema Zero Frank Card. Cioè posso venire gratis puoi venire voglio, anche a bere e mangiare. A Roma, certo che me la danno. Voglio vedere se ero di Pordenone. Scherzo, grazie. Puoi usarla a Pordenone quando vuoi. Grazie a tutti, buona serata. Grazie veramente, grazie a tutti, grazie per l'ospitalità.